Sono una persona che ha un rapporto particolare con la paura perché, è un rapporto abbastanza bipolare se vogliamo. In varie fasi della mia vita la paura mi ha mangiato, la paura, di fallire e di sbagliare e di non essere abbastanza mi ha bloccato in un limbo emotivo, lavorativo, artistico. E invece altre volte l'ho mangiata. E la cosa assurda è che, nelle situazioni più grandi, imponenti, importanti, nelle opportunità massicce, son sempre riuscita a mangiare quella paura ed anzi ad essere anche quasi imprudente nelle mie scelte. Mentre in altre situazioni più quotidiane, forse quasi più monotone e standard, la paura ha avuto la meglio. Quindi è un po' particolare il mio rapporto con la paura e questa volta su questo palco potrebbe diventare quasi combustibile quasi una benzina per realmente salire su quel palco e far esplodere tutto quello che ho dentro, anche perché c'è tanta voglia di stare sul palco repressa e non voglio farlo in maniera esagerata, perché poi ti distacchi anche un po' dal motivo primario per cui sei lì e nel mio caso è quello di comunicare con chi sta a casa, portare un momento di pause, di anche un po' sorriso, speranza, e quindi non vorrei distaccarmi completamente da quella sensazione. Però ho voglia di divertirmi e di mangiare quel palco e non farmi mangiare. Molto spesso le paure non sono paure ma consapevolezza del fatto che impegnarsi per essere la versione migliore di sé comporta una grandissima fatica. L'accettazione, secondo me, è un po' anche sinonimo di coperta calda per quando hai bisogno di darti una spiegazione per i fallimenti, una sorta di giustificazione. Cioè, da parte mia non c'è poi un biasimo, nel senso che capisco che molto spesso la paura è dettata da una fragilità e mantenere un ritmo costante, cioè un impegno costante nelle cose, cioè poi ne incontro qualcuno in grado di farlo, non gli chiedo di tenermi un corso. Però ecco sì, molto spesso è la paura perché chiaramente cioè, il cambiamento richiede poi lo sforzo, perché se poi le cose non vanno come ti saresti aspettato, chi ce l'ha il coraggio di tornare indietro e dire di essersi sbagliato? Quindi diciamo che quanto appunto più ti conosci, quanto anche più sai che ci può stare, che quella volta lì non sia andata... Cioè, o meglio, che il processo di nuovo diventa un passo per volta e che quindi la paura un po' si ammortizza sapendo che non sarà sempre lineare e un successo crescente, ma ci saranno delle fantastiche buche profondissime come quelle della linea, te lo ricordi? È una cosa che mi pesa sul petto, letteralmente, proprio fisicamente, che a volte mi crea il fiatone, che provo a combatterla perché io sono uno che non si fa mai abbattere dal pensiero negativo, sono uno che la mattina si sveglia sempre sorridente, anche senza una ragione, quindi sono un positivo per fortuna sotto quel punto di vista naturale. Però stiamo vivendo un momento unico e alla tensione che sarebbe stata più genuina, più bella di Sanremo si è aggiunta una tensione quotidiana, istantanea di questo virus e noi viviamo cioè viviamo in mezzo a mascherine e tamponi ogni giorno. E in questo momento più degli altri perché siamo in mezzo a un evento particolare che ci costringe giustamente a essere molto molto attenti. Stare nelle emozioni, stare anche nella paura, guardarla, osservarla, perché non si poteva scappare da un'altra parte, è una cosa bella, è pure un'esperienza intensa. Osservare le proprie paure è un'esperienza veramente molto intensa. Prima di farlo preferiresti far tutt'altro. Dopo che l'hai fatto e che hai capito un po' meglio e che qualche paura l'hai anche abbracciata, ovviamente ti senti meglio.
Io sono uno che è sempre stato molto ansioso, devo essere onesto. In tutte le cose importanti della mia vita ho sempre avuto molta ansia di sbagliare, ma solamente perché ci tengo, sono un essere umano, no? In questo caso c'è stato un momento della mia vita in cui mi sono reso conto delle mie possibilità e ho deciso di abbandonare totalmente l'ansia. Non mi faceva bene per niente e mi portava poi a sbagliare. La paura di sbagliare mi portava a sbagliare. Cioè, alla fine l'ansia ti nasce quando ti senti inferiore, quando senti di non poter dare abbastanza, no? E ho deciso di rimuovere proprio cosa dalla mia vita, il fatto di non sentirmi mai abbastanza. E quindi lavoro tutti i giorni per far sì che quest'ansia scompaia totalmente, far sì che in nessuna situazione io mi senta mai inferiore a nessuno, ecco. Ma neanche superiore, solo non sentirmi inferiore. La verità, non avendo il pubblico mi fa meno paura il palco dell'Ariston, devo dirti la verità, perché sono più concentrato solo sulla parte televisiva e non ci saranno elementi che possono distrarmi, quindi probabilmente sarà più facile di altre volte in contesti come questo. Io la paura più grande che ho in generale per Sanremo, stando su questo, è quella di essere frainteso. Questa è la paura che ho. Non è tanto la paura della performance, lì sì, ho un po' di ansia da prestazione, ma come sempre, ma cercherò di prepararmi mentalmente per essere all'altezza. La paura vera è quella che non venga capito il senso di quello che sto dicendo, ma non tanto le singole frasi, quanto il senso complessivo di quello che sto facendo a Sanremo.